Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su Football Manager 2016 ragazzi, voglio provare a vedere se questa serie può andare, che in passato è andata, però poi con Leeds abbiamo vinto tutto, avevo esagerato con i bonus, con le robe, era andata un po' troppo, insomma, esagerata. Allora ragazzi, come potete vedere anche dal titolo e dalla foto, dall'anteprima, voglio tentare, voglio capire cosa riesco a fare anch'io con il Leicester. Allora, il buon Claudio Ranieri ha fatto il miracolo, perché veramente ha fatto qualcosa di sublime, che sono stracacciato, voi lo sapete, io sono un tifoso del Leeds, ma in Premier però che sboccia, vedere comunque un Leicester così cioè, ti gasa, c'è poco da fare. E niente, fissiamo con questo Leicester, ho messo a posto un po' le tre tattiche, roba che sarà la tattica principale, la formazione con Schmeichel, Fuchs, Ut, Morgan, Simpson, Kanté, Drinkwater, Schlupp, Okazaki, Maerz e Vardy. Chiaramente, però, ecco, l'unica cosa che ho fatto, ma l'ho fatta semplicemente per avere un po' più di divertimento e fare il calciomercato, visto che mi avete chiesto in tanti di farlo vedere. La squadra aveva 25 milioni, abbiamo messo 50, così almeno possiamo fare qualche acquisto in più. È chiaro che non ho modificato nessun altro parametro, quindi solo questo. Abbiamo questi soldini nel mercato iniziale, cerchiamo di spenderli bene. Non voglio fare troppi cambi, però ecco sicuramente un'ala sinistra, sicuro, un centrocampista centrale, un trequartista di riserva e anche un difensore. Ecco, adesso vediamo come gestire tutto, perché chiaramente per il football manager i prezzi sono esorbitanti, quindi 50 milioni non sono niente, ve lo assicuro, cioè, e vediamo cosa riusciamo a fare, ecco. Comunque, insomma, le squadre in Premier partono già con bei soldini, quindi ci può stare tutto quanto. Quindi non c'era nessun altro bonus proprio per non snaturare il tutto. Questa è la mia tattica. Come istruzioni ho messo un ritmo veloce, una pizza di gioco larga perché voglio sfruttare bene le fasce, marcare stretti e impedire i passaggi corti, quindi voglio pressare anche con Vardy, che pressa tutto campo perché deve dare fastidio al portiere avversario. Ehm, Poi cosa ho messo? Ecco, questo sono un po' indeciso, dribblare, cioè non ho una secondo me, cioè è vero sì, c'è Marez che è bravissimo nel dribbling, però preferisco giocare di passaggi, intanto in caso possiamo cambiare tanto ste robe, voglio vedere come va la squadra così. E niente, ok. Allora, queste sono le riserve, Schwarzer, Wilewski, Elbrington, Ilner, King, Gray, Ulloa. E niente, adesso dobbiamo puntare. Comunque vorrei prendere giocatori della Premier, così sono già esperti e sono già abituati. Non voglio fare follie, voglio spendere poco, però prendere giocatori funzionali al progetto Leicester by Kume e vedere se riusciamo a fare come ha fatto il buon Claudio Ranieri. Speriamo, la vedo dura. Se la serie va, chiaramente la porta avanti, questa è una puntata pilota, nel senso se non va me la gioco da sola. Se va invece voglio fare qualche stagione, dopo chissà, vale anche andare via, provare da altre parti, dipende anche da un po' come va il tutto, perché se gioco, come si dice, se vi spaccate i coglioni del football manager è chiaro che non posso portarla avanti, perché questo è proprio il gioco insomma, più statico del mondo, non c'è niente, non c'è sound, non c'è nulla, c'è solo il come che parla e tante scritte. Questo sono io, ecco la fotina. Eh, Queste sono le mie abilità, me le sono messe in base, insomma, a come penso di essere io, chiaramente in proporzione, perché magari avere queste caratteristiche, attacco 20, difesa 3, portata 14, portiere 1, tattica 16, tecnica 10, così, e come potete vedere anche voi, ecco. Vabbè, io direi di cominciare con il mercato. Ok ragazzi, andiamo a fare il nostro mercato. Io aspetto anche i vostri consigli, mi serve, lo dico già, un centrocampista offensivo sinistro, un centrocampista offensivo centrale, un centrocampista difensivo centrale e un difensore centrale. Queste sono e dopo un'ala vediamo al terzini, per quello più tardi. Quindi questi sono i miei i giocatori che mi servono, ecco. Se vediamo per esempio un centrocampista offensivo sinistro. Vediamo un'età, vediamo uno giovane, massimo 25, vediamo cosa propone il Mercatus. C'è anche il mio, Demarai Gray. Ok, questo è quello giovane, sì. Questo sicuramente giocherà. Perché comunque è un buon giovane. Vediamo un attimo. Io volevo stare su giocatori della Premier, chiaramente. Sarebbe meglio, però non è, cioè, non è per forza detto così, insomma. Non per forza, ecco. Togliamo questo. Vediamo i trasferimenti non realistici.
Allora, però andando un attimino giù chiaramente. Ce ne sono di forti, ma i prezzi sono veramente proibitivi. Purtroppo sono straproibitivi. Ecco, questo farebbe schifo. Questo è un bel giovane. Ruoli. Diciamo che è più destro, però me li fa, ecco, sicuramente. Facciamo visione giocatore. Vi faccio vedere così che un po' quali sono le mie idee, ecco. Sicuramente un Sané giovanissimo, non lo butterei via, ecco. Anche Carrasco, però appena arrivato, no. I miei pupilli, cazzo. Januzaj anche, ma il Manchester non me lo darà mai. Poi dura, sì, è molto dura, che difficilmente te li danno questi giocatori anche perché sono tra i non realistici, quindi Affellai, Stoke. Ho bisogno comunque di un altro giocatore là. Dopo cominciamo ad andare giù, però. Cominciamo ad andare troppo giù. Che guardado, era un bel giocatore, aveva moltissime aspettative, poi è calato molto. Allora, vediamo un po' che possiamo provare. Io non voglio prendere giocatori neanche, cioè un po', insomma, esperti, perché potrei andare anche in Sud America a vedere quelli, però ho bisogno di giocatori già formati, ecco, magari giovani, però già formati. Ricky Alvarez anche no. Jesse da Real Madrid sicuramente me lo danno. Keita, vediamo com'è. Sicuramente non è male, però siamo con Lotito e proviamo a fare a visionarlo. Vediamo cosa mi dice anche il porco. Ah, questo mi gasa, però un spagnolo così, sempre un rischio. Anche se però in Inghilterra questo qua osserviamo anche lui. Ok. Visioniamone tre per ruolo. Denis Suarez è veramente un bel giocatore che mi piace molto. Ok, allora abbiamo detto centrocampista centrale. Ok. Vediamo prima dei non realistici. Cioè, tre realistici. E Kanté spocciami, Kanté è fortissimo. Madonna quanto me lo danno. Perché ho messo l'aggiornamento invernale ufficiale, quindi anche quello probabilmente. Vediamo. Ross Barkley 36 milioni, direi anche no. Qua mi serve comunque una riserva, insomma comunque un giocatore che possa giocare con Drinkwater. Perché comprare, cioè, giocatori più forti sarà veramente dura, sinceramente. Vediamo sui non realistici, ma vediamo se in basso. Ammazza, Strootman che è morto, questo 38. Cioè, guarda, avete visto ragazzi quanto costano questi giocatori qua? Per far capire, insomma, la difficoltà di far mercato. Ecco, questo è il Valencia, ho giocato col Valencia, parecchio, mamma mia. Su Football Manager è fortissimo, è veramente un bel giocatore. Però questi non te li danno, devi morire per avere quel giocatore. Qua andiamo già su giocatori comunque che sinceramente il giocatore più bello del mondo, Hector Herrera, eccolo qua, lo comprerei solo perché è bello, sinceramente. Via con Witzel, non ci starebbe male come riserva di lusso, diciamo. Proviamo. Witzel non mi farebbe schifo, sinceramente. Mark Nobel, Boateng, qua andiamo veramente, cominciamo ad andare giù. Cominciamo ad andare giù. Ora Goretzka, altro giocatore buono che però tutte le promesse non le ha mantenute. Devo metterne tre anche qua, eh. Qua cominciamo ad andare giù, 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 però. Questo video è un video proprio per capire un po' se la serie può andare e i consigli vostri, eh. Torniamo da i realistici. Newcastle, Remenco, Miguel Veloso.
Qualità ne abbiamo, perché comunque ne abbiamo. L'Adley, questo qua lo conosciamo anche. Sono un po' indeciso, centrocampista centrale, sempre un ruolo delicato. Andiamo a Rabiot del PSG, vediamo. È giovane, perché bisogna puntare anche sui giovani, insomma. Io ne punto 3 così, stando anche abbastanza veloce, poi è chiaro che mentre non registro, se la serie comunque va avanti, mi seguo giocatori all'estero, giovani, fuori dall'Europa. Sto cercando di fare una cosa un po' per fare sto primo video, ecco. Terzo. In Italia sinceramente proprio non voglio neanche andare, guarda, in Italia, veramente. Non ho proprio coglioni di andare. Non è male, però questi non te li danno, non c'è niente da fare, è molto difficile, molto molto difficile. La marcatura così. Mm, Vediamo, potremmo metterlo come questa è la classica riserva. È la classica riserva, andrebbe benissimo. Ho già anche il tutto. Me lo dà dietro come Goka Healer, sì, dai. Ecco che quello può essere, questo diciamo che è più riserva rispetto agli altri, perché comunque un Witzel, un Rabiot, insomma, sicuramente possono giocare. Allora, difensore centrale. E qua ecco un giocatore che secondo me in Premier sarebbe perfetto. Eccolo qua, ci avevo pensato subito. Bravo di testa, comunque potente, alto. Rapporti. Visione giocatore. Eh sì. Questo secondo me è perfetto per il calcio inglese. È perfetto. Questi siamo sui realistici? Sì, qui, vabbè dai, quindi forse può arrivare anche. Può anche arrivare. Italia no. Anche lui prometteva nuovo Passarella. Abbiamo visto. Vediamo un attimo, però adesso può anche ricerca. Quanto costa? Penso tanto, ho paura. No. Ok. Prezzo. Vediamo. Rapporto osservatore, visioniamolo. Ok. E poi chi potremmo provare? Difensore centrale. Torniamo un attimo qua. Mi sembra pensare che siamo comunque in una squadra che ha vinto lo scudetto, ma questo gioco non lo sa quest'anno. Quindi serve comunque che qua un titolare barra riserva, perché comunque non voglio snaturare la squadra iniziale, diciamo, capisci? Cioè, si capisci. Sto parlando con un mio amico qua. Se capite ragazzi? Non voglio assolutamente. Vediamo Doria com'è adesso. È che un bel po' che non gioco, ragazzi, a Football Manager. Aspetta, è ancora il Marsiglia poi. Non mi ricordo un cazzo. Che tristezza di uomo che sono. Facciamo così. Ora andiamo Europa. E ci siamo? Ci refiamo? Ok. Francia, Ligue 1, OM, giocatori. Eccolo. Ah, entra in prestito, è vero. È vero. Però questo qua poteva essere buono. Adesso poteva fare il caso mio, costava poco. Vabbè, insomma, ora potremmo andare. Vediamo, aspetta, ma poi perché c'è che trasferire del mercato invernale, cazzo. E d'altronde, una volta giocavo non so quanto, a Football Manager che era ancora scudetto. Ok.
me lo prendo sempre. Visione giocatore, vediamo cosa mi sparano. Ok. Poi al Torino, perché c'è dei giocatori li ho già provati anche. Come terzino, che veramente pompa come un disperatus. Eccolo qua. Ci osserviamo anche Brunone Perez, che ragazzi veramente è un animale. È un animale. Il gioco è fortissimo. Ok ragazzi, chiudiamo qua. Spero in commenti positivi, vediamo un po' la situazione, consigliatemi qualcosa, non so, per migliorare, perché musichette non le posso mettere ragazzi perché sennò mi arrivano i copyright. Se avete piacere di vedere questo Leicester, chiaramente dopo farò d'Italia perché non sarà sempre così, se no veramente ci spacchiamo i coglioni, vedere se il Cume riesce a fare l'impresa di Ranieri, io vi porto al Football Manager. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, aspetto consigli dei giocatori, centrocampista sinistro, centrocampista centrale offensivo, no, centrocampista centrale difensivo, difensore centrale e terzino. Ciao!